Buonasera e ben ritrovati il telegiornale di Venezia. Buon 25 aprile a tutti. Allora, la festa di San Marco, il patrono di Venezia e dei Veneti. Subito in apertura le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, una riflessione su questa giornata. Viva San Marco, viva Venezia, viva le terre venete, realtà plasmate dalla fede cristiana attraverso la presenza dell'Evangelista. Nel suo messaggio per la festa patronale di San Marco, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, anche presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, si rivolge non solo ai veneziani, ma anche a tutti gli uomini e le donne delle terre venete. Secondo il patriarca, occorre avere nel mondo di oggi lo stesso sguardo dell'Evangelista. Il 25 aprile ci ricorda questa figura per noi così cara, così amica, così di famiglia, di casa. Nello stesso tempo ci ricorda anche una giornata importante nella storia recente dell'Europa e dell'Italia. Una giornata che ha segnato il termine del sacrificio di tante persone per la libertà. Dopo aver presieduto la solenne messa nella Basilica Cattedrale di San Marco, trasmessa in diretta su Antenna 3, il pensiero del patriarca va anche alla festa civile della liberazione e alla guerra civile, tutt'oggi combattuta in Ucraina, nel cuore dell'Europa. E allora la libertà cristiana, la libertà del Vangelo, la libertà di una città, la libertà di un popolo ci stanno particolarmente a cuore, soprattutto in questo periodo in cui viviamo il dramma di una guerra, le sofferenze di un popolo. E allora chiediamo all'Evangelista di aiutarci a saper guardare con quella dimensione, con quella profondità che va oltre i drammi, ma non sottovaluta i drammi. Buona festa a tutti di San Marco, confidiamo nell'intercessione dell'Evangelista un ricordo affettuoso di tutti. Restiamo a Venezia per parlare di navi in rada sì, ma soltanto se si tratta di una soluzione provvisoria. Le parole del sindaco Luigi Brugnaro. Se questo provvedimento, noi ne abbiamo parlato col governo, ne abbiamo parlato con i ministri appositi che hanno le deleghe ai porti, noi abbiamo detto se questa è una cosa provvisoria nel durante, mancando diciamo ancora una situazione finale che è la marittima che avverrà nel canale nord e lato nord, che l'autorità portuale sta facendo, in questa mancanza noi abbiamo pensato di firmare degli accordi con le società di navigazione, della società di crociera, in cambio di un compenso alla città. E questo continuerà a essere questa la linea, per cui chi verrà mettendo dei paletti ben precisi sulla velocità dei lancioni che dovranno transitare davanti a San Marco per andare in marittima, perché in marittima ci sarebbe in questo momento la discesa, e poi anche per raccontare che diano tutta una serie di documentazione già dentro la nave per l'uso di Venezia, e poi diano un contributo alla città. Con queste condizioni si può fare transitoriamente finché il porto a Marghera non sarà finito. Intanto negli alberghi di Venezia non sono solo tornati i turisti, ma sta tornando anche il personale in servizio. Negli alberghi di Venezia il personale torna a candidarsi per essere assunto. Prima dell'alta marea eccezionale del novembre 2019, negli alberghi iscritti ad AVA si contavano circa 8.000 dipendenti. Nei 2 anni e mezzo di crisi però si sono persi circa 2.400 lavoratori, vale a dire circa il 30% dell'intero settore. Nel 2023 si è già registrato un ritorno delle professionalità richieste e quindi il gap è sceso a circa 1 migliaio di posti ancora vacanti, come spiega il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Daniele Minotto. L'anno scorso, purtroppo all'atto della riapertura, avevamo perso circa il 30% dei nostri collaboratori. Noi abbiamo 8.000 dipendenti diretti nelle strutture alberghiere e quindi circa 2.400-2.500 lavoratori non sono rientrati perché giustamente hanno avuto altre esigenze lavorative e sono andati in altri settori come la logistica, la grande distribuzione e altri settori che durante la pandemia sono andati avanti. Quest'anno si sta verificando un'importante inversione di tendenza. Siamo arrivati a dimezzare all'incirca il gap, quindi siamo ancora a un 15%, quindi 1 migliaio di risorse che sono carenti per il nostro settore, però la controtendenza è continua, quindi possiamo definirci abbastanza soddisfatti. Sicuramente il 2024 vedrà
il pareggio di quelle che sono il nostro fabbisogno di forza lavoro. A fare la differenza è la tipologia di contratto che viene offerta. Sicuramente il fatto di essere una realtà che applica il contratto leader del settore del turismo, quindi con le 14 mensilità, con tutti quelli che sono gli elementi, TFR, la bilateralità, i fondi assistenziali, è tornato ad essere sicuramente appetibile per i lavoratori. Siamo convinti che la nostra proposta di lavoro sia una delle proposte migliori del settore. Monitorare l'uso dei fondi del PNRR, rendere i cantieri davvero trasparenti. È l'obiettivo dell'Osservatorio Civico che sta nascendo in Veneto, che propone ai cittadini di adottare una delle opere finanziate. Piogge di milioni di euro e cantieri aperti sono una sfida per tutto il Veneto. I fondi arrivati nella regione grazie al PNRR, fondi su cui anche la criminalità organizzata ha già puntato gli occhi. Scende quindi in campo il mondo civico e si rivolge direttamente ai cittadini attenti. Il PNRR, come è noto, è un'occasione irripetibile per delineare delle politiche pubbliche in favore dell'ambiente e contro le diseguaglianze. Però perché questo avvenga occorre aprire il PNRR, farne una casa di vetro, discutere degli interventi che sono stati pensati, monitorare gli interventi in corso e in questo modo fare sì che non vengano disperse queste risorse il meno possibile, non finiscano in mani sbagliate. La società civile si è mobilitata proponendo un percorso di monitoraggio con richieste precise. Aprire il PNRR in termini di dati, in termini di progetti, sapere che cosa si ha intenzione di fare e poterne discutere. E poi approntare gli strumenti necessari, ad esempio, perché per quanto riguarda gli appalti non avvengano le cose che in qualche modo sono state legittimate dal nuovo codice, ad esempio i subappalti a cascata. Un osservatorio che chiede la collaborazione di tutti. L'osservatorio intanto ha aperto un sito in cui è possibile già reperire diverse informazioni, partecipare al dibattito e poi candidarsi come gruppo, comitato locale, associazione per operare il monitoraggio civico verso un'opera che viene, tra virgolette, adottata. Noi mettiamo a disposizione della strumentazione, una metodologia e in questo modo i gruppi di cittadini possono partecipare a questa grande campagna di monitoraggio civico. Intanto l'economia per quanto riguarda il settore Camera di Commercio, Venezia e Rovigo, le esportazioni sono andate volando nel 2022, i numeri sono molto buoni. La export delle province di Venezia e Rovigo riprende a correre e supera addirittura i livelli del pre-pandemia, più 40% Venezia rispetto al 2019 e più 15% Rovigo. Le due province rappresentano così l'11% dell'intero export del Veneto. A certificarlo è la Camera di Commercio. Sono dati che vedono un più sia nella provincia di Venezia sia nella provincia di Rovigo. Nel campo della manifattura. I dati ci fanno veramente ben sperare, sono dei dati estremamente positivi quest'anno, 8,85 miliardi di euro per quanto riguarda l'export e 17,7 miliardi per quanto riguarda l'import. Un andamento che fa ben sperare per il futuro. E se le circostanze ancora avverse che abbiamo anche in questi mesi dovessero finire, dovrebbe significare che in futuro possiamo avere sicuramente una strada che vede più occupazione sia nel mondo dell'industria sia nel mondo del turismo e soprattutto che vede le nostre località competere sempre di più e dare un forte impulso a tutto il Veneto. Quanto ai settori più dinamici c'è sicuramente quello delle aziende manifatturiere meccaniche, ma non solo. Rilevante per quanto riguarda la parte di Venezia è il settore delle calzature, che ha dato delle buone performance, e per quanto riguarda sia Venezia che Rovigo la parte alimentare delle bevande. Quanto alle importazioni crescono addirittura del 105% rispetto al 2019. Sembra una cattiva notizia. In realtà l'aumento è dovuto principalmente all'aumento dei costi delle materie prime e delle bollette. Il 10% del gas naturale che arriva in Italia, ad esempio, arriva a Rovigo, soprattutto dal Qatar, anche per la presenza del rigassificatore di Porto Tolle. Una scommessa per il futuro potrebbe essere la nicchia delle produzioni di alta qualità. Non ultima l'idea di produrre di nuovo la qualità in Italia piuttosto che lasciarla fuori dai nostri confini, e anche se produrre qualità per noi è un problema perché i costi sono altissimi. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in onda.
Rieccoci in studio. Allora parliamo adesso di due progetti che hanno a che fare con gli studenti del veneziano e non solo. Il primo riguarda il rapporto con il fiume Piave. 122 classi di 20 comuni del territorio del Medio e Basso Piave, a cavallo tra le province di Treviso e Venezia. Un progetto cofinanziato dalla Regione per far conoscere il fiume alle future generazioni. E gli studenti si trasformeranno così in veri e propri scienziati, quasi dei piccoli chimici. Dopo un primo incontro in classe, infatti, andranno sul fiume e tra provette e calcoli analizzeranno l'acqua del Piave. Coinvolgere i giovani significa coinvolgere il futuro, persone che ragionano senza ideologie o pregiudizi. I ragazzi sono come le spugne, assorbono le nozioni che gli vengono trasferite, ma lo fanno con una grande criticità perché ogni cosa viene analizzata al massimo. E lo fanno però scevri da qualsiasi ideologia. La conoscenza del fiume da parte dell'uomo aiuti la convivenza. L'uomo fa parte integrante dell'ambiente e il Piave fa parte integrante dell'ambiente e un ottimo equilibrio fra i due penso che possa fare bene a entrambi. Dal punto di vista di chi gestisce il fiume, la priorità è mettere in sicurezza il territorio del Medio e Basso Piave. Adesso auspichiamo che venga completato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'intervento a Grave di Ciano e poi verrà valutato da un punto di vista ambientale, socio-economico, di sostenibilità. I sindaci che sono in prima linea sentono il dovere di proteggere gli abitanti e fanno squadra per questo. Siano messe in sicurezza le persone, questo è un dovere che noi dobbiamo portare a compimento grazie al lavoro di squadra con la Regione e con l'autorità di bacino. E le attività didattiche, questa si chiama Io, Tu, Noi, il Piave, vogliono coinvolgere i ragazzi. Quali sono i rischi e i pericoli del fiume Piave, cosa che a noi sindaci che abbiamo lavorato di squadra sia per il trevigiano che per il veneziano è una cosa fondamentale proprio per curare loro e per permettergli di vivere in sicurezza il loro fiume. Un altro progetto invece è il rapporto con la laguna e il mare. Lezioni di barcavela e motore tra i banchi scolastici per promuovere una fruizione consapevole della laguna di Venezia e i pericoli della navigazione, anche al fine di ridurre gli incidenti e limitare il più possibile le infrazioni generate da una mancanza di conoscenza della legislazione in vigore. Lavoriamo con un obiettivo di ufficializzare un percorso di formazione. Saranno 10 ore di lezioni frontali e mezza giornata di lezioni pratiche. I ragazzi verranno anche sottoposti ad un questionario per il rilascio di un attestato. Confidiamo che questo possa davvero contenere e ridurre i rischi e al tempo stesso promuovere una nautica veramente sostenibile. Marinando la scuola, il nome del progetto che vede coinvolti studentesse e studenti delle scuole superiori del Comune di Venezia, ovvero potenziali diportisti, conduttori o passeggeri di natanti piccole unità da diporto. Tra i professori anche gli uomini della Capitaneria di Porto e dell'autorità del sistema portuale, tra i promotori del progetto. Questa iniziativa che oggi è stata presentata ci appare a noi della Guardia Costiera estremamente importante, la seguiremo, manderemo il nostro personale nelle scuole. Fare qualcosa legato alla divulgazione, quindi alla costruzione all'origine, no, di una cultura del mare in modo integrato, coinvolgendo tutte le forze in campo. Abbiamo anche l'obiettivo di far dialogare gli operatori del settore, istituzioni, operatori professionali e terzo settore, associazioni culturali e sportive che diano opportunità e stimoli ai giovani stessi per trovare opportunità professionali e sbocchi anche per iniziative culturali e legate al tempo libero. A proposito di ambiente e laguna, entra in servizio la prima imbarcazione a impatto zero per il trasporto merci della grande distribuzione a Venezia. Si chiama Emilio, la prima imbarcazione a impatto zero per il trasporto merci della grande distribuzione a Venezia. Grazie al motore elettrico, le consegne a emissioni zero eviteranno la diffusione di circa 39 tonnellate di CO2 l'anno. Per l'assessore comunale al commercio Sebastiano Costalonga si tratta di un primo passo verso ciò che dovrà essere il futuro dei trasporti in città.
È importante che pian pianino riusciamo a intervenire un po' su tutte le imbarcazioni portando l'elettrico, perché sicuramente possiamo abbassare quello che è l'inquinamento atmosferico nella nostra città, perché è una città sicuramente bella, tutti quanti vedono la città incantata, ma ha delle realtà che sono ben importanti, che possono creare appunto quello che è l'inquinamento motondoso. Quindi il trasporto deve essere veloce, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di farlo diventare sostenibile per una città così delicata. La batteria del motore elettrico di Emilio consente un'autonomia di navigazione di 3 ore, fatto che apre una seconda questione da risolvere in una città particolare come Venezia. È difficile installare in questa città nuove centraline, da tanto tempo si sta provando a spingere in questa direzione, serve un tavolo di lavoro anche con la sovrintendenza per ragionare una corretta collocazione di quello che è l'infrastruttura corretta per poi cambiare anche le imbarcazioni. Serve anche un'altra piccola spinta, che è quella di iniziare a ragionare per la messa al bando di alcune tipologie di motori inquinanti. Noi da tempo chiediamo ad esempio la messa al bando di 2 tempi. Intanto comunque rimane il fatto di una strada che si è aperta nella direzione di un futuro più sostenibile. Ci auguriamo di essere apripista, ma ci auguriamo nello stesso tempo che il resto della grande distribuzione segua questo esempio. Poi la tradizione delle città e delle repubbliche marinare, manca poco più di un mese alla sfida che ritorna tra Pisa, Genova, Amalfi e ovviamente Venezia. Venerdì 2 e sabato 3 giugno Venezia ospiterà la 68esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, la sfida ai remi tra gli equipaggi delle 4 città marinare Pisa, Genova, Amalfi e Venezia. Il comitato cittadino, con la regia del presidente Giovanni Giusto, consigliere comunale delegato del sindaco alle tradizioni, è al lavoro per mettere in campo un'organizzazione di grande livello. Il Palio torna da quest'anno alla consueta cadenza annuale, spiega il direttore di Vera e segretario del comitato cittadino Fabrizio Doria. Venezia si prepara a una grande edizione del Palio delle Repubbliche Marinare, quest'anno eccezionalmente all'interno del Salone Nautico, col comitato cittadino presieduto da Giovanni Giusto stiamo preparando una grande edizione. Il primo giorno con il corteo delle 4 città, da Piazza San Marco per tutta la rida degli schiavoni, siamo al venerdì 2 giugno e con una regata femminile nel lato nord della città. Come detto, la seconda volta nella storia ci sarà una sfida femminile a precedere l'evento clou, poi il corteo storico con oltre 320 figuranti, la presentazione ufficiale degli equipaggi in gara. E il grande evento, il Palio, sabato 3 giugno alle ore 18 in Bacino San Marco con il grande arrido in Campo della Salute. Ancora una volta le 4 città si sfidano in acqua. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia, la pressione torna ad aumentare e il tempo migliora. Il dettaglio di mercoledì 26 aprile. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, asciutto e stabile. Avremo un ampio soleggiamento e il cielo si presenterà più sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ripresa, minime tra 3 e 12 gradi, massime tra i 16 e i 19 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole con cielo sereno o velato, sulla zona montana non esclusi nel pomeriggio occasionali e deboli piovaschi. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino, Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente più soleggiato con alcune velature in transito. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.